Altrove sarebbe in cima alla lista dei problemi. A Venezia invece lo spopolamento è un dato di fatto scontato e sostanzialmente accettato con un certo fatalismo. Ma l'esodo di abitanti non è un problema solo della laguna. Nell'ultimo bimestre, dal 1° ottobre al 1° dicembre, Venezia città ha perso solo 60 abitanti, mentre in un contesto in cui tutte le grandi città del Veneto continuano a crescere, molti di più ne hanno persi Mestre, 174, e Marghera, 122. Ma soprattutto il saldo è negativo anche a Favaro e Chirignago, e non è un fatto inedito. In mezzo secolo l'entroterra veneziano ha perso quasi 30.000 residenti. A mettere con forza la questione sul tavolo a Cafarsetti è il gruppo Terra e Acqua 2020. Quando un comune viene trattato per decenni come una vacca da mungere anziché come una città in cui la cittadinanza deve essere tutelata, specialmente nella residenzialità che è un valore, questo è quello che succede. I dati sono di fronte a tutti, non ci si può più nascondere dietro un dito. Decenni di politiche fallimentari, assenti e completamente inefficaci per la residenzialità hanno fatto questo risultato. La fuga da Venezia, Mestre, Marghera, Favaro, spesso per trasferirsi nei comuni vicini, Spinea, Mogliano, Marcon, Quarto d'Altino, è inarrestabile. Lo spopolamento dell'intero comune di Venezia ha dimensioni impressionanti. Nel 1971 si contavano 363.000 abitanti, oggi sono 256.000. In meno di 50 anni è scomparsa una città delle dimensioni di Vicenza. Se a gennaio Verona è diventato il primo comune del Veneto per popolazione, superando Venezia, il sorpasso anche di Padova, con i suoi 215.000 abitanti, potrebbe avvenire entro il decennio. E sotto i 250.000 abitanti voglio ricordare che le municipalità vengono a cessare di esistere, municipalità che però sono già state spolpate di tutte le loro possibilità di azione a beneficio del cittadino. Allora questa non significa assolutamente che sia la fine di Venezia, ma ci deve essere una politica che mette il cittadino al primo posto, la residenzialità come valore e non come un fastidio perché si deve fare altro.